Non chiedermi perché, non ci sono le brighe, tiro l'isola con lei, sola non la lascio mai, non te vinci insieme a noi. Hanno concluso il 2025 nel migliore dei modi, con una vittoria di misura contro due grandi del campionato. Adesso, nel 2026, nell'anno nuovo, il miglior proposito di San Vito e Camarat è quello di continuare a svolgere il ruolo della scheggia impazzita in questo campionato di eccellenza Girone A. Benvenuti qui alla prima giornata del girone di ritorno da Gabriele Rispetta ai piedi del Monte Monaco, qui a San Vito Lo Capo per Città di San Vito contro Camarat. Andiamo con le formazioni subito dell'incontro, partendo dai padroni di casa di Mister Colombo, sempre molto risicati in distinta, ma con un cuore grande quanto questo bellissimo monte che ci guarda nel panorama che vi regaliamo con questa ripresa. Andiamo quindi con la formazione 4-2-3-1 per il San Vito. Sando in porta, la Commare, Touré, Chief, Sadotti dietro, Mustacce, Sacco al centro del campo, poi Bulades, D'Amico e Tarantino nei tre quarti alle spalle di Guaiana. Per quanto riguarda invece il Camarat, oggi in porta ci sarà il solito Gaetano Dolenti, poi Spinelli, Osavie, Miano, Cracchiolo in difesa, Cuffaro, Pane, Di Romana a centrocampo, alle spalle degli attaccanti Guadalupo, Osvaldo e Mascarenhas. Tutto pronto per cominciare, già sono sul disco di centrocampo invece i tre arbitri, del signor Kevin Cono Butera della sezione Barcellona Pozzo di Gotto e i due assistenti Iannazzo e Biondolillo. Prima di cominciare ovviamente un minuto di silenzio per le vittime della tragedia di Crans-Montana avvenuta in Svizzera nella notte di Capodanno. Un lungo applauso viene tributato alle vittime di questa tragedia senza alcuna possibilità di descriverla in maniera che non sia triste, tenebrosa. Un giorno in cui bisogna solamente perdere la voce, è impossibile pensare di perdere la vita in un modo così terribile e cruento. Noi ovviamente mandiamo un fortissimo abbraccio alle famiglie dei giovani deceduti e un grande in bocca al lupo invece a coloro che stanno lottando in questo momento negli ospedali svizzeri. E ovviamente tutte le reazioni sportive si unisce al cordoglio per questa tragedia che ha colpito la Svizzera, ma un po' tutti noi, per quello che poteva essere ovviamente una serata di festa, come tante ne abbiamo vissute. San Vito Camarat sono pronti per cominciare. Il primo possesso sarà per il Camarat, che attaccherà da sinistra verso destra il vostro schermo con la maglia bianco-azzurra. Per quanto
quanto riguarda invece il San Vito, oggi tenuta completamente blu, anzi più azzurrina, con qualche inserto bianco. Oggi una sorta di derby bianco-azzurro anche tra San Vito e Camarat. Gira il pallone, inizia ufficialmente la gara del comunale di San Vito con il primo possesso, così come dicevo, che era dedicato ai giocatori in maglia bianco-azzurra. Spinelli torna subito dietro da Dolenti. Oggi non credo che possiamo aspettarci tanti gol, stiamo parlando di due delle difese migliori del campionato, 10 gol subiti dal San Vito, 11 dal Camarat. Hanno fatto della rocciosità la loro principale arma nel corso di questo campionato. Adesso occhio al Camarat che prova a partire lì a sinistra, viene bloccato, allora può ripartire a sua volta Bulades, di largo a destra, ancora Bulades, corre il numero 7, prova a accendersi, Romito Bulades, prova a entrare in aria, viene colpito, alla fine di un tocco però è di un giocatore del Camarat, non è di un giocatore del Camarat, è di Bulades, e allora rimessa per Dolenti. Purtroppo abbiamo questo palo della tribuna coperta del comunale di San Vito che ci preclude un pochettino la pista. È stato fatto anche e soprattutto perché, come vedete, c'è questa bellissima cornice di pubblico a tinte bianco-azzurre, sponda Montanara, sponda Camarat. Adesso pallone che arriva dalle parti ma senza colpo ferire. Siamo al secondo di gioco, è appena iniziata San Vito Camarat con qualche minuto di ritardo comunque sulla tabella di marcia. Sul nostro canale di Sportivisti inoltre potete trovare in questo momento altre due gare in diretta: Accademia contro Bagheria a cura del nostro carissimo Marco Genduso, e poi sarà disponibile sul nostro canale YouTube. Qua il tempo rischia ancora un po' Spinelli, giocherà con Cuffaro lì largo a destra. Spinelli va proprio a cercare invece in questo momento il numero 18 Mascarenhas, prova a liberarsi invece Guadalupo, c'è un fallo subito ai danni di Touré, e allora calcio di punizione per il San Vito. Ricordiamo sempre al terzo minuto è la prima giornata del girone di ritorno, concluso con 27 punti per il San Vito, con 23 per il Camarat. C'è un po' di distanza dal punto di vista della classifica, ovvero che ci sono moltissime squadre in mezzo. È una bellissima classifica, una bellissima graduatoria, una bellissima prima parte di campionato dal punto di vista comunque della lotta per andare ai playoff. Il San Vito si è invitato a sorpresa rispetto a quelli che erano comunque i pronostici di inizio campionato. Il Camarat invece sì, è neopromossa, ha una società fortissima alle spalle e soprattutto ha la volontà di arrivare nei piani alti, nonostante sia tutti gli effetti una matricola di questo ovviamente campione d'eccellenza, ma la storia parla per la formazione di Cammarata sia in panchina sia comunque di cittadinanza, perché lo sappiamo ormai da un po' di tempo il mister del Camarat non è più Acuzio Sclafani, bensì il buon Fabrizio Cammarata, appunto, che ha scelto di allenare per la prima volta in Sicilia, lì che ha giocato in Serie A come attaccante di Juve, Cagliari, Verona tra le altre. Prima avventura siciliana da allenatore, dopo che ovviamente ha avuto diverse esperienze anche internazionali a Malta, anche in Medio Oriente. Allora adesso per il San Vito con la Combale e Sadotti che scambiano appuntamento al centro Tarantino, pallone che però esce senza particolari problemi. Lo riprende subito il San Vito che va lontano a cercare Guaiana, ancora lui, Guaiana mette al centro il pallone, era una buona idea, prova a allontanare la sfera il Camarat e ci riesce. Guaiana aveva messo al centro un pallone pericoloso, alla fine Sadotti lotta con Mascarenhas, rimane a terra il numero 3, ha lottato forte e duro con Bernardo Diniz Mascarenhas, alla fine il fallo lo commette il giocatore del Camarat, allora può girare addirittura in questo momento come centrale. Vediamo
vediamo il buon Mustaccia con Touré a fare da mezzala. Speriamo che sia un momento, voglio sperare che sia un momento della schiera tattica del San Vito, perché avrebbe davvero dell'incredibile. Vediamo anche la bandiera degli ultra montanari, così come si fanno chiamare i tifosi del Camarat. Non mancano ovviamente scherni a quella che è la principale rivale della formazione di Cammarata, ovvero il Gemini. Qua occhio però Osvaldo che se ne va, guarda la porta anche lui, poi perde troppo tempo e Touré a rubargli il pallone. Poi qua viene spinto l'amico, ma può ripartire comunque senza problemi Bulades. Va dalle parti di Guaiana, ancora il numero 9, Guaiana aspetta Bulades che arriva in aria, la sterzata, Bulades ha provato a mettere questo pallone nelle parti dolenti, che si è fatto trovare pronto. Aspetta il portiere ex Trapani, per lui anche una partita da giovanissimo in Serie B con la maglia appunto dei Granata, quando era aggregato alla prima squadra della formazione trapanese, che adesso invece, nonostante i tumulti societari, prova a farsi valere in Serie C e lo sta facendo molto con noi. Qua occhio a Guadalupo che riesce un'altra volta a tenere il pallone e poi prova a cercare avanti Mascarenhas, lotta ancora Guadalupo, esce Sandu proprio al limite dell'area di rigore. Ha lottato forte Kevin Guadalupo. In questo momento confermiamo che l'attacco a 3 del Camarat è quello che avevamo anche annunciato in apertura, con Mascarenhas punta a destra Osvaldo, a sinistra Guadalupo. C'è Sadotti, rischia, prende palla, Osvaldo corre invece con Faro, largo a destra, ottima corsa al 19, mette il pallone al centro, Sandu la fa sua senza particolari problemi. Jonut Sandu. Chieffo per Touré che è tornato lì, forse è un problema per Touré che preferiva non essere l'ultimo baluardo del San Vito, magari in attesa di riprendersi. Era fatto l'ottimo recupero comunque su Guadalupo qualche istante fa e quindi credo che sia al meglio, o comunque vicino al meglio della sua condizione Siskander Touré, che dopo la cessione di Aouar al Vittoria è diventato un po' il leader della retroguardia assieme a Chieffo, che ha guadagnato sempre più minutaggio nel corso di questo campionato. Oggi addirittura, come già accade da qualche settimana, è il capitano della formazione di Mister Colombo, il giocatore argentino Lucas Chieffo. Dipende un po' anche dalla pronuncia, dal dialetto argentino che si utilizza. Noi utilizziamo Chieffo perché lui si può chiamare così. E allora occhio a Guaiana che prova a girare subito per la Commare, colpo di testa del numero 9 che si spegne sul fondo, e allora potrà andare con le mani il Camarat. Cambia gioco completamente la formazione di Mister Cammarata, con Cuffaro che va lontano a cercare l'ottimo posizionamento di Osvaldo, che poi lotta ma commette fallo, calcio di punizione quindi per il San Vito. Aveva lottato come un leone qui Facundo Osvaldo, nipote di Pallane Osvaldo invece, che credo che conosciate tutti per le sue gesta con le maglie di Juve, Roma, Inter, tra le altre qui in Italia. Comunque ha davvero avuto una carriera da giramondo e suo nipote non è da meno. Si trova qua a Cammarata, proverà a trovare il terzo gol del suo campionato, dopo che in questo momento si trova alle spalle del solo Pierce come miglior marcatore stagionale in campionato del Camarat, seguito, anzi a braccetto, con un altro membro dell'attacco biancazzurro odierno, ovvero Guadalupo. Occhio qua, pallone buono per Sadotti che ha provato a cercare un'altra volta deviazione e la ottiene. Calcio d'angolo, si arrabbia Dolenti, San Vito che arriva in area di rigore, 10 di gioco.
bandiera dei tifosi del Camerata non ci ostruisca la vista. Pallone che arriva in questo momento al centro sinistro, tentato poi qua da D'Amico. Murato, calcio d'angolo per il San Vito. Battuto corto del calcio d'angolo, arriva lo stacco di Osvaldo a chiudere, poi Cuffaro prova a ripartire, non c'è fallo. Mustaccia con il tacco a liberare Sadotti, c'è anche Bulades e c'è un fallo segnalato dal signor direttore di gara di oggi, Cono Butera. Facciamo un po' la radiocronaca, ma la radiocronaca pure per me, perché c'è la bandiera dei tifosi del Camerata che ci copre un attimo il campo visivo. Nel frattempo c'è punizione per il San Vito, secondo me, che con ogni probabilità verrà messo al centro da chi, forse Bulades o forse Mustaccia. Continuano discussioni, occhio, tra Bulades e Pane in questo momento, due che stanno prendendo spesso. Anche poco fa, nonostante non abbia dato tanto riscontro orale al discorso che avevamo avuto al centro del campo, adesso ne hanno avuto un altro. E allora, calcio di punizione, saranno Bulades o Mustaccia, uno dei due. In aria per ora c'è più libero rispetto agli altri Touré, si vede anche Guaiana. Per adesso Bulades, Mustaccia prova il tiro in porta, incredibile l'incrocio dei pali preso da Mustaccia. Messa per Dolenti, adesso va il rilancio, il portiere del Camerata va alle parti di Spinelli, ma con 3-1 non ci riesce. Allora Cuffaro va a mettere giù questo pallone. Guadalupo colpito alle spalle, Guadalupo, calcio di punizione, prova a respirare il Camerata che ha rischiato con questa punizione battuta con i tempi giusti da Mustaccia. Spinelli va alle parti di Guadalupo che tocca di prima, poi colpito Mascarenhas, non c'è niente per il direttore di gara, il signor Cono Butera. Ancora Guadalupo, lotta Guadalupo al limite, Guadalupo prova a entrare in aria, esce perfettamente Sandu. Forse un tocco di troppo per Kevin Guadalupo che stava seminando il panico nell'area di rigore del San Vito. Va lontano Sandu a cercare o Guaiana oppure la corsa di Romito Bulades, troppo lungo per il rilancio del portiere del San Vito Lo Capo. Palla per Dolenti, rimessa anche per il portiere del Camerata che forse la regala al suo compagno di reparto in questo momento, per il numero 13 Roberto Miato, classe 96, tra i più esperti della formazione di Camerata. Va lontano invece Dolenti, preferisce andare lontano. Cuffaro va a girare questo pallone, l'altra volta la lotta qui, Tognano che liscia, può giocare quindi Tarantino ma non lo fa correttamente per nessuno. Batte corto, ma che torna l'estremo difensore bianco-azzurro che adesso va lontano a cercare proprio Cuffaro, prende il pallone con la testa, Tarantino voleva lo scambio con Mustaccia che non arriva e allora ancora una volta può giocare Spinelli. Cuffaro tocca Osvaldo, ancora Cuffaro, tocca anche Mascarenhas.
Canas, non c'è fallo, può giocare il San Vito. Adesso è davvero vispa la partita, ancora prova D'Amico a sbattere con la retroguardia del Camarat. Ora può ripartire Osvaldo. Occhio Osvaldo che cambia tutto. Guadalupo di prima, forse un po' troppo acerbo questo passaggio, ritorna comunque sul pallone Kevin Guadalupo, si riappoggia dietro, ancora Guadalupo, rischia e poi occhio perché forse si è fatto male, rilancio buono per Guaiana che per poco non trova il gol del vantaggio. Si è rialzato Guadalupo, nel frattempo Guaiana ha avuto il colpo per andare avanti al quarto d'ora, meglio il San Vito sotto porta con l'incrocio dei pali colpito da Mustaccia, questo scavetto mancato di Simone Guaiana che la avvicina al gol numero 6 del suo campionato. Sbaglia qui il San Vito con Mustaccia, pallone buono per Cuffaro che voleva rientrare sul sinistro ma ritorna perfettamente Mustaccia che rimedia quindi al suo errore parziale. Poi Tarantino dalle parti di Sandu che deve andare col sinistro senza rischiare. Poi è pure buono per Guaiana che viene spintonato da Spinelli. Tutto regolare per il signor Cono Butera, il pallone e anche per il Camarat. 17esimo. Per Spinelli, allontana ancora una volta qui Osvaldo, poi il pallone viene rilanciato mai dal San Vito, allora di nuovo Dolenti, San Vito e Camarat che quindi ricominciano lì da dove avevano lasciato questo campionato di eccellenza. L'ultima gara del 25 è stato un successo per entrambe hanno vinto per 1-0 e con squadre fortissime. San Vito contro Sciacca, invece il Camarat contro il Licata. Decisivo il gol di Emanuele Osavie, numero 3, che adesso cede il pallone a Dolenti. Per quanto riguarda invece il San Vito, decisivo è stato l'autogol di Scalia, un contropiede originato comunque sempre dal talento di Romito Bulades. Cuffaro qui lascia andare il pallone che nel frattempo si perde anche nei meandri del campo di San Vito. Viene chiamato il pallone dal signor Cono Butera che viene ridato da uno dei raccattapalle vicini a Federico Sadotti, che potrà andare con rilancio con le mani. Sadotti aspetta rinforzi e adesso andrà con questa touche, anche se perde ancora un po' di tempo. Adesso sì, decide di andare dalle parti di Tarantino, la può stoppare invece il numero 13 Miano che torna dalle parti di Dolenti. E allora ancora Camarat nella retroguardia, si insedia Pane che va subito per vie centrali, ancora chiamato in causa Spinelli. C'è anche la Romana vicino a lui, ma Pane preferisce ritornare a sinistra. Rilancia a cercare Guadalupo che ogni volta è una minaccia quando prende il pallone, allontana la Commare, rimessa ancora per il Camarat che viene ceduta a Guadalupo. Lui è altissimo ma comunque preferisce magari mettere il pallone al centro con la sua lunga gittata. Tante le maglie bianche in questo momento in aria, pallone che arriva proprio lì, esce però Touré che è una certezza su questo tipo di situazioni, lotta forte Guaiana, non commette fallo. Adesso c'è un ping pong tra le due formazioni, prova a vincerlo il Camarat, lo fa ma comunque la Commare si accontenta della rimessa a favore. Quindi palla San Vito, siamo al 20esimo di questa gara molto piacevole nei primi 10-12 minuti, poi si è un po' assestata sui piani sui quali comunque ci aspettavamo potesse assestarsi, perché dopo l'incrocio dei pali colpito da Mustaccia e lo scavetto di Guaiana poco abbiamo visto, poco abbiamo raccontato. Per Mustaccia adesso torna alle parti di Touré per Guaiana, il tacco di Guaiana, lotta forte al centro del campo assieme
linea D'Amico, commette fallo proprio D'Amico, può battere il Camarat insediato da maglia avversaria e Pane riesce comunque a girare adesso per Miano, che con questo lancio voleva la corsa di Cuffaro, lo trova ma solo per un attimo, poi Spinelli controlla, rischia sul pressing di Mustaccia, va lontano Miano, c'è Guadalupe in testa, riesce a girare ancora, anzi vediamo di tutto Osvaldo, ma lotta comunque Mascarenhas, va proprio da Osvaldo, ancora Osvaldo, la giocata, Osvaldo al centro, Guadalupe anticipato, c'è comunque la Romana che può girare per Pane, destro che vola, sarà rimessa per Sandu ma c'è il rischio fosse addirittura touche con le mani. Il Camarat si fa vedere con questa azione pimpante, i suoi giovani talenti, abbiamo visto Osvaldo, abbiamo visto Mascarenhas che si è fatto vedere, ha fatto la boa nel corso di questa azione, vicini noi nel frattempo proprio al giro di boa di questo primo tempo, siamo nel giro di boa del campionato, situazione in bilico anche nella classifica, troviamo diversi spazi, diversi posti, le due squadre, però comunque i punti sono davvero pochi, quelli che separano San Vito e Camarat, sono solamente 4, Camarat in questo momento è ottavo, San Vito è quarto, però sono solamente 4 punti che separano le due squadre, comunque San Vito era terzo alla fine del 2025, ma ieri abbiamo raccontato, con la voce del nostro carissimo Marco Genduso, abbiamo raccontato l'incredibile exploit del Partinico Audace che ha battuto 7-1 a Don Carlo Misilmeri con il poker di Mistretta, che magari è abituato a giocare a qualche gioco di carte di poker, ha contato a farne 4 nel corso della gara. Adesso occhio a Bulades, largo a destra, prova a far impazzire il suo avversario, torna adesso da suo compagno oggi comunque al debutto con la maglia del San Vito, il buon Amadou Sakho, magari la soluzione a centrocampo che serviva a Mister Colombo, contando anche il fatto che Di Giorgio, lo sappiamo, è andato al Partinico Audace, l'abbiamo raccontato nel corso delle ultime giornate. Occhio qua al pallone che viene conteso da Tarantino, arriva Guaiana, c'è anche D'Amico, San Vito che è ancora nella riga avversaria, poi qua viene colpito D'Amico, palla per Dolenti, ha chiuso perfettamente Osavie. Allora 23esimo in corso dei 45 previsti, ora sì che possiamo dirlo che siamo al giro di boa del primo tempo, può andare Pane, torna la Romana pressato, ma Lautaro La Romana qua a valere anche l'etimologia latina del suo nome latinoamericano, a valere qua un'ottima giocata per liberarsi dalla marcatura avversaria. Poi Osvaldo nel frattempo, che lui è sicuro argentino, rischia sul pressing avversario, ancora Osvaldo però a lottare, forse un po' troppo, Sadotti tocca per ultimo, e allora sarà questo momento Cuffaro a battere con le mani, lo fa per Spinelli e controlla Spinelli, le giocate del numero 23, si appoggia dietro dove c'è Miano, la Romana, poi pallone che passa, Mascarenhas prova il sinistro, si è così scontrato con Guadalupe, il buon Bernardo Diniz Mascarenhas, uno dei tanti nomi esotici che la dirigenza del Camarat riesce a scovare. In questo sono davvero i numeri uno, tantissimi campioni hanno vestito la maglia del Camarat per la categoria ovviamente nel corso di questa stagione, però ovviamente quello che è mancato forse è stata la costanza nelle gare dove in teoria è il Camarat a essere con il favore del pronostico. È una cosa comunque che possiamo anche dire San Vito, visto che ha vinto contro Marsala, contro Sciacca, ma ad esempio pesa lo 0-0 con rigore sbagliato annesso contro Fusso. Quindi è una serie di discussioni che ovviamente si possono fare anche strada facendo. Poi il pallone viene perso da Cuffaro, ultimo tocco del numero 19, sembrava fosse stato Mustaccia a toccare per ultimo, ma il direttore di gara è sicuro della sua decisione. Allora ancora Guaiana, prova ad andare, cambia tutto Guaiana,
dove c'è Bulades, sempre lui, largo a destra, a far ammattire i suoi avversari. Bulades chiama rinforzi, va alle parti di D'Amico che mette questo mancino al centro. Dolenti evita anche la rimessa al fondo e riesce a stoppare il pallone con le mani. 25esimo, va lontano Gaetano Dolenti a cercare la corsa sempre di Osvaldo, la lotta durissima tra Osvaldo e Salotti, il pallone non è uscito, adesso sì, rimessa per il Camarat, continuano a scornarsi i due, clima tutt'altro che natalizio, infatti è finito, quindi adesso possiamo tornare all'agonismo puro. Pallone buono per il numero 23 Antonino Spinelli, giovanissimo, 2006, ex Acireale, giovane di Monreale. Adesso pallone che torna ad essere del San Vito. Commare insieme il pallone, Bulades viene falciato, c'è comunque Guaiana che può cambiare gioco, dove c'è Tarantino, il controllo di Tarantino, ancora pallone buono per lui, a sinistra, pallone messo al centro, deviazione, calcio d'angolo per il San Vito. Si è rialzato Bulades che un bel colpo l'ha subito, ma adesso è calcio d'angolo e batterà Mustaccia, anche perché Bulades dovrebbe fare tutto il campo, forse è meglio evitare. 27esimo, perdonato ovviamente il palo che ci preclude un po' di visuale, un po' di campo visivo, perdonate anche magari se qualche volta i sostenitori fortissimi sono davvero dei cani così del Camarat che stanno animando assieme a quelli del San Vito in un'unione quasi gemellare questo pomeriggio. Il campo un po' se stanno dando, ma per gli spalti è fantastico. Il pallone ancora buono per il San Vito, pallone arriva al centro, lo stacco, Dolenti colpito poi dalla Commare, fallo, era stato proprio il 2 a staccare più in alto di tutti, seppur non perfettamente, non è abituato a questo tipo di situazioni. Davide dalla Commare, Dolenti poi è stato colpito dopo aver preso il pallone con particolare calma anche dal punto di vista del portiere del Camarat. 23esimo, calcio di punizione, può battere Gaetano Dolenti, forse si era poi tolto il guanto per controllare le condizioni del suo polso, in realtà mi sembra tutto ok, potrà andare quindi Dolenti. Stappa il pallone, Aua torna dietro, Aua Sacco, Aua ormai diciamo che al Vittoria ha trovato la sua dimensione. Mustaccia scambia con Guaiana, pallone che non si perde perché c'è D'Amico che lo tiene in campo, ancora D'Amico prova a girare, calcio d'angolo ancora per il San Vito. La battuta, c'è Touré, c'è Guaiana che continua a camminare nel rigore, può andare ancora lontano sul secondo palo questo pallone del San Vito, aveva staccato, l'avete visto anche voi, se non vado errato, un'altra volta Tarantino per il numero 11 che era andato in alto di tutti, ha ereditato la 11 da Bruno Garcia che aveva fatto vedere le sue qualità, lui che era prodotto del giovanile del Palmeiras nel corso di questi primi mesi di stagione, e poi si è andato in Thailandia addirittura, una carriera completamente esotica da giramondo. Tanti anche nel Camarat, occhio a Cuffaro, vince il rimpallo, sempre lui, Cuffaro colpito, la riprende correttamente Mustaccia, torna da Sandu, neanche protesta Cuffaro che forse poteva un'altra volta scegliere prima il pallone, manca questo ai talentuosissimi giocatori del Camarat. Nel frattempo lì
vicino alla lunetta. Manca l'ultimo passaggio, la gestione finale di questa sfera che continua a fare le bizze. Occhio però qua, il pallone che riesce a mantenere Osvaldo, per farsi vedere ancora Osvaldo a sinistra dove arriva Guadalupo, fermato da Chieffo. Rimessa con le mani per il Camarat. Siamo alla mezz'ora di gioco dei 45 previsti in questo primo tempo. Camarat che continua ad avere il pallone nella campo avversaria, ci ha provato con questa scorribanda di Osvaldo ad andare a fare male a Sandu, che però rispetto a Dolenti comunque una pista di meno. Pallone che adesso arriva in area di rigore, sempre Touré uscito, una certezza. Si scade Touré. Ora aveva rimesso il pallone al centro della Romana, aveva chiamato il pallone a sua volta Sandu, ma riesce a uscire il Camarat. Dolenti, Spinelli, e qua scontro regolare per il signor Conobutera, scontro comunque arduo ma giudicato legale il direttore di gara di Barcellona Pozzoligatto. Qua ottimo scambio di Aouar che va a destra dove c'è Lacommare che si sovrappone. Lacommare prova a mettere questo cross al centro, non c'è deviazione, rimessa dal fondo per Dolenti. Osvaldo, pallone dietro ancora per il numero 15 la Roma. Allontano Pane a cercare la corsa lì a sinistra di Guadalupo che arriva sul pallone, ancora lui, Guadalupo, cross al centro, lo stacco di Osvaldo. Sandu la fa sua, arriva il pallone alle parti del portiere ma in questo caso senza essere pericoloso più di tanto. Questo colpo di testa di Osvaldo servito da Guadalupo, c'era su di lui anche Chiolo, anzi sia l'accentuazione più corretta. La pallone che arriva alle parti di Osvaldo che è buono come posizione, è buono come pallone preso. Ancora Osvaldo che lotta ma su di lui c'è Tarantino, c'è anche Aouar e soprattutto c'è il fallo commesso da Osvaldo su Tarantino. Calcio di punizione per il San Vito, 33esimo in corso di 45 previsti per questo primo tempo. Adesso potrà battere Sandu. Touré per Chieffo. Adesso vince il rimpallo, adesso prova a cambiare gioco. Guagliana ha chiamato fuori causa, potrebbe essere buono forse per Tarantino che comunque non arriva su questo pallone, perché c'è comunque un'ottima chiusura da parte della difesa del Camarat che ora attende il momento giusto. Spinelli, ancora Spinelli, scambia Guadalupo, il triangolo, Guadalupo ha provato il tiro da fuori, c'è Sandu senza problemi. Rilancio potente col mancino del numero 12 del San Vito. Guagliana si trattiene con Spinelli, fallo del giovane. Calcio di punizione quindi per il San Vito con il solito Mustaccia che un po' più defilato seppur più ravvicinato ha preso l'incrocio dei pali. Ora vediamo se andrà di nuovo lui, se non importa. 30 secondi qua, 30 secondi. Adesso pallone tra Mustaccia e D'Amico, continuano le discussioni forse per il posizionamento della barriera, perché Mascarenhas e Osvaldo continuano a guadagnare centimetri. Si è lamentato un giocatore del San Vito
Adesso si allontana D'Amico e solamente Mustaccia, che stavolta però va in aria. Pallone che però si perde sul fondo. Adesso vediamo anche la possibilità di vedere questo gemellaggio tra i tifosi del San Vito e i tifosi del Camarat. È davvero un bellissimo spettacolo oggi qui al Comunale, un grande inizio di 2026 da questo punto di vista, e quindi possiamo solamente fare i complimenti a entrambe le tifoserie, giuste, corrette, e soprattutto che si stanno divertendo da morire. In campo se ne stanno dando, però l'importante è comunque poi ci sia un bel clima. Adesso Osvaldo gira, Guadalupo può andare, ancora là Guadalupo, è in aria Guadalupo, il pallo che non lo favorisce, la Commare lo chiude bene e c'è rimessa per Sandu. Batte corto stavolta Sandu, non stanca il suo mancino, ma invece la Touré che col rilancio lungo pesca un'altra volta Bulades, che è velocissimo, ancora Bulades, lo deve fermare con questo rilancio avventato Miano, ma arriva poi su questo pallone Pane che manda lontano e c'è Osvaldo, ancora Osvaldo, Sandu colpito, non c'è niente, il pallone è stato allontanato, molta confusione ma tutto buono per il signor Cono Butera. Allora c'è ancora Guadalupo che va dove c'è Pane, che perde palla, può ripartire il San Vito in contropiede con Bulades, ancora Romito Bulades, arriva sempre lì sulla sua fascia di competenza, aspetta D'Amico che viene anticipato, poi Sacco ancora per D'Amico, scambia con Tarantino al limite, sempre Sacco, si perde l'inerzia del contropiede, ma il pallone è ancora del San Vito. Mustaccia, sovrappone Sadotti, Mustaccia, aspetta Sacco, Mustaccia ancora, Sadotti, pallone buono per D'Amico, bloccato, allora occhio a Touré, occhio anche a Osvaldo che va lontano a cercare la corsa di Guadalupo, che riesce incredibilmente a mantenere il pallone in campo, poi si allarga però la sfera, ha fatto una cosa fantastica, forse quella più facile gli riesce meno, anche la stanchezza, la poca lucidità per Kevin Guadalupo dopo un ottimo recupero, pallone che ancora è il Camarat comunque, batte proprio il 20. Va proprio a posizionarsi in aria il Camarat, così come il pallone che arriva e viene riciclato. Romana Lotti stavolta Guadalupo, Taro di Roma, non la Romana, ma ancora buono per il giocatore ormai numero 20, ovvero Kevin Guadalupo. Largo a sinistra questo pallone, vedeva la corsa di Cacchiolo, si perde però sul fondo laterale, rimessa per il San Vito, quindi quando siamo al 39esimo di gioco dei 45 previsti per questo primo tempo. Momento di pausa per una comunicazione che il direttore di gara ha fatto alla panchina di mister Cammarata. Qua presta forte Mascaregnas, il pallone torna a essere di Sandu. Quarantesimo, palla per Sandu. Beleva
va con questo rilancio santo, ancora Guadalupe che va a controllare, non ci riesce, la controlla senza problemi D'Amico, che poi cerca di incunearsi nella difesa avversaria, vuole lo scambio con Bulades, non lo trova, ma c'è Mustaccia che ha anche possibilità di andare col sinistro, l'avevo proprio anticipato, che questo mancino che oggi sembra carico di Leo Mustaccia poteva essere scaricato verso la porta di Dolenti. E adesso non è che proprio il numero 1 del Camarate ricicla dalle parti di Miano, che aspetta ancora un po', poi prova ad andare adesso col filtrante per Osvaldo, ancora lui, Facundo Osvaldo, lo scambio con Mascarenhas, non si chiude perché torna dietro Mascarenhas dove c'è Di Romana, pallone ripreso però perfettamente dal San Vito, colpito con le spalle invece Sadotti da Mascarenhas, che sarà anche il primo ammonito della gara quando siamo al 41esimo di gioco dei 45 previsti. Quindi ammonito Mascarenhas, primo ammonito della gara per questo fallo da dietro, tattico più che altro su Sadotti, può battere Touré, lotta guaiana, colpito da Osvaldo, non c'è niente, allora ancora buono per il San Vito, Sadotti, proprio lui, con da dietro non preciso il passaggio per Touré che deve fare un po' di straordinari, e tanto a dire il vero. Chiecco allora chiama in causa largo Mustaccia, però molto basso, ma 3 dietro ragazzi del San Vito nel corso di questa azione, con Mustaccia che sta ricoprendo il ruolo di braccetto di destra, con la Pommari invece che si sta sovrapponendo a Bulades, che ora batterà questa rimessa. Ancora per Sacco, colpito Sacco, ma non c'è niente da segnalare, se non questo contropiede di Guadalupe, però fa spegnere subito con questo anticipo ottimo di Touré, e quindi Dolenti. 42esimo che si conclude adesso, quindi entriamo nella parte ormai proprio conclusiva, gli sgoccioli di questo primo tempo. Non so se verrà dato recupero, forse un minuto, massimo 2 dal signor Cono Butera, più che altro per qualche momento di interruzione, nulla da segnalare in maniera particolare per entrambe le squadre. Lontanissimo va Dolenti, sistemiamo anche la camera, vediamo Osvaldo, ancora lui, Osvaldo insiste, Osvaldo scambia con Guadalupe, pallone che sembrava essere buono, poi lo riprende però un'altra volta Mustaccia che sta giocando dappertutto, Bulades larga destra, ancora Bulades può correre lì nella sua fascia, Bulades, bello il pallone per Mustaccia che arriva in aria, Mustaccia, salta Mustaccia! Aveva fatto tutto bene Mustaccia, aveva anche iniziato l'azione, ma non basta, è impreciso sotto porta. Una magia, davvero, vicino al grande bersaglio, poi la cosa che sembrava più facile non riesce. A Leo Mustaccia, abbiamo detto che oggi però è carico, il numero 10. Carica anche il pubblico di San Vito. Può andare Dolenti col destro lunghissimo, Mascarenhas gira, c'è Sadotti. Guaiana, ancora pallone buono per Tarantino, corre Sadotti, sempre lui Sadotti, ultimo tocco e del terzino del San Vito. Allora rimessa dal fondo per Dolenti, un'altra per il portiere ex Trapani. Miano per Dolenti, siamo ormai ultimi 30 secondi del primo tempo, mettiamo il recupero, non è che arriva a Guadalupe che non controlla, poi Sacco, poi da dietro il
San Vito Bulades, magari. D'Amico, ora lui se ne va, poi Guaiana anticipa il difensore, Guaiana scambia D'Amico, forse era più un cambio gioco per Tarantino che un tiro in porta, esce male. Un minuto, partire da adesso, un solo dito al cielo per il signor Cono Butera, e allora manca solamente una manciata di secondi alla fine di questo primo tempo, senza reti ma con qualche emozione, soprattutto vicino alla porta dei dolenti, dove ne abbiamo viste davvero di ogni, ma ancora il San Vito non è riuscito a sbloccare l'incontro. Copre lì, occhio a Bulades, Bulades ancora, lotta bene però Cacciolo che gli ruba il pallone, va lontano ma non tanto, perché il vento qua tira un brutto scherzetto. Sacco sbaglia anche il passaggio. 10 a partire da ora, 10 secondi alla fine del primo tempo. La Colmare potrà battere questa rimessa con le mani. Il tempo è scaduto, mi sa che la farà battere il signor Kevin Cono Butera e poi mano tutti a bere qualcosina in questa prima frazione che si chiude con uno 0-0, ma con tante emozioni qui al Comunale di San Vito e quelli del Monte Monaco, e ancora replica anche il punteggio, ma c'è ancora il secondo tempo, a tra poco. Sono molto emozionato perché insomma ci torno praticamente dopo 1 anno e mezzo, e l'ho fatto riflettendo molto su quello che è stato il mio percorso, il mio periodo qua. Avevo voglia di tornare, avere la possibilità di dire le mie cose con grande serenità. È una bella occasione per farlo di presenza per me è ancora più importante che invece una fredda intervista su un giornale, e dunque ho colto l'invito che mi è stato proposto molto volentieri, e con la voglia di venire, di fare 2 chiacchiere e tornare in una città che comunque sapete bene quanto ci tengo, in un momento molto positivo per il Palermo, dunque meglio di così non poteva essere. Guarda, l'ho fatto prima e secondo me bisogna sempre contestualizzare i momenti, le situazioni, capire il punto di partenza. Io penso che quello che è stato fatto un lavoro in profondità di una squadra che con grande bravura aveva vinto i playoff di Serie C, e abbiamo affrontato quello che era una strutturazione societaria, sia a livello proprio di strutture, sia a livello di giocatori, di rose, di quello che doveva essere il Palermo. Poi quando hai a che fare con le emozioni della gente che giustamente vuole vedere la propria squadra vincere, non è stato sempre facile, ma penso che è stato fatto un lavoro in profondità per far sì che il Palermo tornasse a essere competitivo, creare le basi per un futuro importante, con la consapevolezza di essere in un gruppo, in una società che aveva le potenzialità per far tornare il Palermo dove merita di essere. E ho fatto quello che per me è stato un lavoro di istituzione molto importante, assumendomi tutte le responsabilità del caso, ma l'ho fatto con l'orgoglio di qualcuno che vuole veramente bene al Palermo, e mi sono assunto una grande responsabilità. Lo rifarei, nonostante probabilmente non era il momento giusto per vincere subito, ma era un momento di passaggio per creare le basi per poterlo fare. No, perché si è andate a rivedere le squadre, le rose, quello che era l'obiettivo che ci eravamo prefissi il primo anno, quella che era la crescita sul secondo anno, che era quello di sempre provare a vincere, ma era quello che c'era bisogno di certi passaggi, capire certi giocatori come si adattavano alla piazza di Palermo. Io penso che dal mercato di gennaio dell'anno scorso il Palermo abbia alzato gli obiettivi, prendendo giocatori di un certo livello, perché per vincere a Palermo ci vogliono determinate caratteristiche. Noi abbiamo cercato di farlo valorizzando al meglio la rosa, capendo che certi giocatori potevano esprimere il proprio talento, alcuni l'hanno fatto, alcuni hanno fatto più fatica. Vincere a Palermo è entusiasmante, con tutte le difficoltà che questo comporta, e di conseguenza c'era un lavoro profondo, in profondità da fare, e per me abbiamo dato, io e il mio gruppo di lavoro, attraverso anche la fiducia che la società mi ha dato per quasi 2 anni, creato le basi per far sì che il Palermo si strutturasse, capisse dove potesse agire per migliorarsi sempre, e quest'anno sembra che insomma col mercato che è stato fatto quest'estate possa essere forse l'anno giusto. Ma sai, io penso che quando fai questo lavoro la critica fa parte appunto di quello che fai, è giusto accettare, ci sono quelle costruttive, ci sono quelle sterili, c'è chi non vuol capire
cosa stai facendo in quel momento, e poi come ho detto io ho il grande rispetto per il tifoso, perché alla fine è quello che vive la settimana per vedere la propria squadra. A volte purtroppo non è stato possibile vederla vincere sempre, anche se la volontà era quella di regalare, ma la consapevolezza che era quello che volevo dare, ma che in quel momento non era possibile farlo se non attraverso un percorso di crescita che doveva essere continuo, sviluppato nel tempo, che ha permesso probabilmente anche alla società di valutare tante cose che ho detto dentro la società e per far sì che certe cose potessero essere un valore nel percorso successivo. Come ti dicevo, dal mercato in generale l'anno scorso il livello dei giocatori in acquisizione è salito tanto, quest'anno hanno fatto una campagna acquista veramente importante, dunque ci sono preso tutti i presupposti, il livello dei competitor, dunque le squadre con cui te andrai a giocare, e secondo me è un livello che il Palermo nella crescita di questi 4 anni ha pianificato e ha sviluppato meglio rispetto a quello che era allora il Parma, quello che era allora la Cremonese, quello che era la Cremonese rispetto a quello che era il Palermo qualche anno fa. Adesso sicuramente Venezia, Empoli, Monza sono squadre molto competitive, ma la sensazione e la percezione è che il Palermo stia completando un percorso e che ci siano tutte le qualità, le caratteristiche, l'allenatore bravo, i giocatori forti per poter vincere. Perché sono bravi, perché sono competitivi, sanno cosa significa giocare a Palermo, e questo fa parte di un mondo molto competitivo. Sapere reggere le pressioni di Palermo, saperci stare dentro è una grande capacità, e loro sono qui perché hanno tutte queste attitudini. Sono ragazzi a cui sono molto legato, che a volte ci sentiamo ancora, e dunque auguro loro il meglio per la loro carriera, di vivere magari la grande emozione, perché so cosa vuol dire vincere un campionato di Serie B e di Serie A a Palermo. Lo auguro a loro e a tutta la città e a tutta la tifoseria. Fantastiche, lo dicevo prima, sono emozioni uniche perché quando torno qua è sempre bello rivedere amici, conoscenti anche, poi l'affetto sempre dei tifosi è davvero impagabile, veramente, nel vero senso della parola, perciò sono grandi emozioni che porterò dentro per tutta la vita. Ecco. Bene, sono sincero, vedo un Palermo forte, un Palermo che spero possa dire la sua alla lunga. Insomma, non voglio dire così, voglio dire il mio desiderio, ecco, è che il Palermo possa ritornare in Serie A subito, il prima possibile, e ha le possibilità per farlo perché la squadra è forte, l'allenatore è preparato, quindi spero sia l'anno buono. Il percorso di crescita c'è stato, ovviamente i tifosi lo so che vogliono vedere subito la squadra a livelli alti, ma c'è sempre un percorso da fare, e quello credo che sia stato fatto, e ora siamo abbastanza maturi per tornare su. Ecco perché è forte. I portieri ce ne sono 3 di altissimo livello, tutte e 3, e al momento sta parlando Iorone, ne sta facendo pure molto bene, perciò credo che l'allenatore anche ora stanno venendo da 2 infortuni gli altri, perciò non credo che ci sia uno stravolgimento, però insomma tutti possono giocare e tutti possono fare benissimo. Già ridetto anche questo, che sono un fan di Seba, perché sono stato uno di quelli che l'ha promosso tantissimo a Palermo, quindi sono convinto che alla lunga possa davvero essere un portiere di altissimo livello, non solo per il Palermo ma anche per squadre davvero blasonate. Tantissimo, sai, quando hai dei difensori esperti che sanno cosa fare, sanno anche aiutarti da portiere, è sempre una sicurezza che hai. Quindi più persone esperte ci sono, più ti puoi confrontare, insomma. I giovani ovviamente fanno sempre comodo perché portano entusiasmo, portano forza, portano linfa nuova, però avere un difensore centrale come Bani, insomma, ti dà tantissimo. Ottimo giocatore, anche lui sarà sicuramente un giocatore di grande prospettiva, ma chiunque in questo Palermo è stato costruito veramente bene, e penso che alla lunga davvero possa toglierci davvero tantissime soddisfazioni. L'ho detto prima, credo Iorone al momento, se non capita qualcosa, cioè qualcosa voglio dire, qualche sconfitta ripetitiva, non credo che l'allenatore andrà a stravolgere troppe gerarchie. Ecco, al momento Jess sta facendo molto bene, quindi penso che parlerà lui da qui alla fine, almeno che ovviamente, come ho detto prima, non ci sia qualcosa di clamoroso.
Direttore, buonissimo inizio per l'Avellino che di fatto è matricola soltanto per modo di dire per quello che si è visto finora in campo. Sì, abbiamo sicuramente impattato bene, anche se in realtà la prima partita abbiamo sofferto, abbiamo fatto tesoro degli errori fatti a Frosinone già nella partita, già nel secondo tempo di quella partita e poi successivamente abbiamo capito un attimino come affrontare la categoria. Al di là della qualità, l'Avellino non può prescindere dagli elementi legati alla grinta, al piglio giusto da avere in ogni contrasto, in ogni giocata. Ecco, tra l'altro ha nominato il Frosinone, Frosinone che si trova lassù in classifica. Secondo lei, dopo le prime giornate, si può già delineare quelle che possono essere le forze in campo, soprattutto ai piani alti della classifica? No, secondo me no, infatti è proprio per questo che preferiamo tenere i piedi per terra e continuare nel nostro percorso umile ma fatto di coraggio, perché sappiamo bene che nelle prime giornate, soprattutto alcuni club che hanno delle rose importanti, non hanno ancora, tra virgolette, trovato la quadra, ma alla fine quando ci sono dei valori, i valori usciranno fuori e secondo me adesso inizierà un nuovo campionato con la ripresa. Ecco, visto che siamo a Palermo, parliamo appunto della formazione di Inzaghi. Sicuramente l'avrà guardata giocare. Che impressione le ha fatto e quali possono essere le prospettive, soprattutto le rivali per la promozione? No, tra le grandi il Palermo è una di quelle poche società che mi ha già dato l'impressione di essere una squadra già ben quadrata, infatti ha avuto subito un impatto importante, ma al di là della qualità del gioco si vede proprio che hanno spessore e hanno le qualità giuste secondo me per raggiungere i loro obiettivi.
secondo tempo al comunale di San Vito inizia quindi la seconda parte della gara tra San Vito e Camarat. 0-0 dopo i primi 45 minuti di gioco, gara comunque interessante dal punto di vista delle occasioni create da entrambe le formazioni, più da San Vito che ha avuto credo 3-4 palle gol nitide. Occhio qua però al Camarat che prova comunque a farsi vedere e ha le qualità per farlo. Andiamo quindi con le formazioni che dovrebbero essere le stesse, anche perché la distinta è molto corta per entrambe le squadre. Infatti per il San Vito in questo momento in campo vi sono Sandu in porta, la Comare, Chievo, Touré, Sadotti in difesa, Mustaccia e Sacco come mediani di uno schieramento che vede poi tre trequartisti alle spalle di Guayana che sono D'Amico, Tarantino e Pulas. Per quanto riguarda invece il Camarat, si schiera con Dolenti in porta, Spinelli, Miano, Savia e Cacciolo, Faro di Romana e Pana a centrocampo con Osvaldo Mascaregna, seguito da Lupo come attaccante. Viene palla proprio Pane, potrebbe ripartire anche in contropiede, viene fermato subito. Allora c'è Mustaccia che va a cerchiare a sua volta lontano un giocatore dei suoi, riprende palla poi da Lupo, scambia con Pane e poi prova anche a farsi vedere il buon Pane. Pallone che però torna dalle parti di Miano che può gestirlo e va largo a destra con la corsa di Cuffaro che però perde l'attimo giusto. È rilanciato nel frattempo in avanti questo pallone, però non trova nessuno. Era ancora Cracchiolo, Pane. Spinelli va lontano Spinelli ma non trova nessuno dei suoi compagni, c'è solamente Sandu e poi può appoggiare per Chievo. La Comma, Chievo, Sandu, Sandu può andare lontano a cercare Guayana, pallone che prova a mettere giù il San Vito ma non riesce nell'impresa. E allora ancora pallone che potrebbe diventare buono per Mascaregnas che si è visto poco nella prima parte di gara. Ancora D'Amico, corre D'Amico, guarda Bulades, pallone che viene sporcato però da Cracchiolo. E allora può andare Dolenti alla presa bassa, poi va col rilancio lungo a cercare un'altra volta Mascaregnas che si fa scavalcare dal pallone. Lo scambio tra Sacco e Mustaccia che poi va lontano a cercare Bulades, lo scambio ancora a cercare la Comare, mette il pallone fuori senza saperne leggere né scrivere, poi buon di Romana, qua buone pallone per Bulades, era forse in fuorigioco la Comare, infatti si è disinteressato della sfera, alla fine il pallone torna ad essere del Camarat con Dolenti che andrà alla partita. Lontano Dolenti ancora a cercare qualcuno dei suoi compagni, sempre a cercare questa profondità il Camarat. Si perde sul fondo, praticamente al 50° di gioco dei 90 previsti, perde un po' di tempo Sandu, alla fine torna ad essere giocabile dal portiere del San Vito. Per ora titolare, fuori per infortuni al momento Rusconi, con il quale comunque si è spesso e volentieri scambiato il posto da titolare nel corso del campionato, nella prima parte di campionato.
50. Prova a giocare questo pallone il San Vito. Tieffo, Mustaccia, Bulades, riesce nella giocata Bulades, poi doppio rimpallo e Bulades a toccare per ultimo. La rimessa per il Camarat con il buon Osaie che dice aspettiamo un attimo, la situazione non è brutta, non è neanche bellissima, però andare avanti. Infatti perde palla poi Mascarenhas, poi Touré in qualche modo, palla stranissima, Sandu non riesce a evitare il calcio d'angolo, qua anche il vento ci ha messo il suo zampino e allora palla Camarat, calcio d'angolo interessante. Nel frattempo uno striscione messo agli ultra del Camarat qui sotto la nostra postazione, riusciamo a capire bene di cosa si tratta. Camarat e San Vito assieme, un'altra volta l'ultra che sta facendo davvero una bellissima partita fino a questo momento, più forse sugli spalti che in campo. Nel tempo calcio d'angolo Camarat, battuto corto, atterrato qui il giocatore del Camarat, stava ripartendo in contropiede il San Vito ma c'è un fallo al limite dell'area di rigore, calcio di punizione per il Camarat che rimane lì in posizione pericolosa. Il cronometro di gara, c'è un cambio per il San Vito, infatti si avvicina il momento per Tony Victory Erasmus, esce Sacco, il numero 17. Erasmus bensì Faye 17 a entrare in campo. Dovesse essere il tempo di Erasmus, invece sarà Faye con il 17 a entrare. Adesso aspettiamo che Sandu sistemi la barriera, poi si potrà battere questa punizione. Primo cambio quindi per il San Vito, uno dei 5 disponibili qua nel portiere di riserva. La pallone che passa, Sandu compie la parata, Sandu era passato il pallone, si era disunita la barriera. Camarat forse la prima vera grande occasione della partita e adesso può battere Guadalupo con le mani, sempre lui. 55, Guadalupo va in area di rigore, Sandu la fa sua e poi potrebbe andare lontano Ionut Sandu. Vediamo cosa sceglie di fare il numero 12 del San Vito, preferisce andare in cascina largo a sinistra, pallone per Mustaccia e poi va lontano anche Touré. Stoppa il pallone Touré, Tieffo adesso con l'entrata del numero 17 del San Vito va a svolgere il ruolo di mediano al posto appunto di Sacco. Faye che torna invece dietro dopo aver iniziato per pochissimi secondi come mediano, posto appunto del
giocatore che è uscito, però Sacco va a lotta con Romana, poi viene colpito il direttore di gare, il signor Kevin Corutera. Allora calcio, anzi palla scodellata dovremmo dire, in gergo. Pane gira il pallone largo a destra, ancora quindi Camarat, Spinelli, Miano, Cacciolo, Osabie, ancora Osabie, va lontano Mascarenhas, pallone che poteva essere disponibile, poi Sandu in qualche modo la tiene in campo, ha rischiato un pochettino qui Yonut Sandu. 56esimo. Allontano Sandu. Tennis tavolo per ora lì al centro del campo. Prova a uscire il San Vito, forse un po' troppo veemente la chiusura di Sadotti, e comunque continua a lottare sul pallone. Lo fa anche Pane, che gira bene questo controllo orientato. Adesso prova anche a farsi vedere Di Romana. Mascarenhas, lo scambio con il 15 non funziona, c'è anche Guadalupe in zona. Riprende però palla il Camarat, ancora con Mascarenhas che lotta, forse trattiene il pallone, che è tutto buono. Guadalupo! Esce destro di Guadalupo. Può giocare. Qua sbaglia il pallone Touré, allora rimane avanti Camarat con Cacciolo, Usavie, Pane per Spinelli, ancora lui Spinelli, vuole l'arrivo di Osvaldo che riesce quantomeno a controllare il pallone, c'è Cuffaro che lo aiuta, ma esce bene del San Vito. Poi forse c'è pure un fallo subito qui da Sadotti, non riesce in realtà ad uscire proprio il rigore. A formazione di casa ci ha provato Spinelli un'altra volta molto alto a pressare forte. Mister Colombo però sta parlando, mi sembra, con Conventi, forse sarà lui il prossimo a entrare nel San Vito. Camarat invece sono in due a scaldarsi, vediamo se a breve sarà sciorinato un cambio per mister Cammarata. Comunque, come dicevo prima, solamente 5 giocatori in distinta, un po' come il San Vito. Adesso al centro esce proprio Faye, adesso rimette il pallone in campo, base avversario, il Camarat con Cacchio. Che passa, occhio, esce pure rischiando, poi ha provato a mantenere il pallone in campo uguale, se non c'è riuscito. Mascarenhas a lottare, poi colpisce l'arbitro qui il numero 15 di Romana, che arrabbia, ma cosa sarà scoderato questo pallone dal Camarat. Non c'è fallo qui commesso da parte del giocatore del Camarat, può andare Di Romana, anche lui Di Romana torna dietro dove però non riesce a servire nessuno. Pane, rimessa con le mani per il San Vito, volevano un fallo i sostenitori della squadra di casa, in realtà sembra tutto ok. Ancora il San Vito quindi ad andare in questo momento con le mani, con la comanda. Chieffo,
Pallone perso, Mascarenhas al limite, Mascarenhas bloccato. Pallone perso in maniera sanguinosa dal San Vito, qui da Chieffo chiude bene Touré, resta ancora Guadalupo, non ha meglio il Camarat in questo inizio di secondo tempo. Guadalupo poi colpito senza fallo, può andare quindi il San Vito, ma non è preciso questo pallone. Sta soffrendo ora la squadra di Mister Colombo, oppure sono remi in barca ritirati per il finale, potrebbe anche essere. Pallone nel frattempo buono per il San Vito con D'Amico che viene colpito e può andare forte qui Pane con una grande giocata, si libera dall'Osvaldo, Guadalupo un'altra volta destro, scoccato da lontano, chiede scusa Guadalupo anche perché Mascarenhas si era proposto. Chiamatela! 61esimo, c'è un cambio, vediamo. Sì. Ancora no, ancora non è pronto il cambio di Mister Colombo, sarà il secondo della partita ed ora può andare lontano qui Sandu. Guadalupo colpisce con il braccio il pallone, Kevin Guadalupo, l'ex Empoli, protesta ma per il signor Pino Butera è così, poi qua Bulades non controlla sempre per Guadalupo, dietro Pane, pallone buono, tutto regolare, arriva Sandu a chiudere, qua c'è fallo poi su Osvaldo, rimane a terra anche Sandu, è pronto adesso il cambio per il San Vito con la interruzione. Si gioca al Comunale, si è ripreso Sandu e soprattutto è entrato il numero 15 del San Vito per questa excursus finale di gara. Ovviamente del giovane S. Finelli. Punizione per il San Vito. C'è una serie di giocatori al centro dell'area di rigore per gli azzurri. C'è ancora un piccolo momento di pausa invece. Allora adesso attendiamo che venga battuta questa punizione. Arriva adesso il cross al centro che Dolenti deve disinnescare, lo fa bene. Adesso va lontano il portiere del Camarat.
sempre Mascarenhas colpito, stavolta c'è fallo, calcio di punizione, fallo su Mascarenhas, calcio di punizione segnato dal direttore di gara. Adesso attendiamo venga battuta questa punizione. Quanto riguarda il Camarat, 65esimo in corso. Attendiamo ovviamente la battuta. Sono in due per ora sul punto di battuta. Sono Pane, se non vado errato, di Romana. Vediamo che andrà la battuta. Pane o di Romana per il Camarat, fischia Cono Butera. Va Pane! Una magia di Pane che porta in vantaggio il Camarat. Ha disegnato una parabola perfetta ed è vantaggio per i biancoazzurri. C'è pane per tutti per il Camarat, la rete del giovane numero 8 che porta in vantaggio i suoi con una punizione pregevole. 68esimo in corso, è impazzito il pubblico di Sponda Montanara. Ancora manca tanto, certo, c'è anche giallo per Pane per essere sotto la maglietta. Ha fatto vedere i muscoli, ha fatto vedere il talento. Pane, 68esimo in corso. Era fatto vedere già un qualche giocata importante a centrocampo. Adesso arriva la rete che porta in vantaggio il Camarat su un altro campo complicato come quello di San Vito. Pareggia i conti termini di rete subite, 11 San Vito, 11 Camarat, ma al tempo stesso c'è anche un importante conteggio da non sottovalutare, ovvero quello che il Camarat oggi è avanti. Trafaie cambia gioco dove c'è l'altra volta il controllo così comunque da parte della squadra sanvitese. Arrivare sul pallone, viene fermato Cheffo, ancora la Commare, Guaiana, può giocare Guaiana, viene bloccato, allora può ripartire a sua volta il Camarat con la corsa che però si arrende di Osavie, poi Faye lascia a Sandu che aveva tentato di sporcare il capolavoro di Pane, ma non ci è riuscito. E avanti il Camarat con la magia del suo numero 8, sicuramente il migliore in campo per quello che ha fatto vedere, soprattutto per il peso specifico di questa traiettoria miracolosa. Adesso Guaiana, a sentire i tifosi del Camarat, si è un po' spenta l'atmosfera qua al comunale, forse un po' annoiati, in realtà abbiamo visto che è passato pochissimo per accenderli. Adesso occhio perché c'è un cambio, il primo per il Camarat. Entra il 24, esce il 20, fuori Guadalupo quindi. E dentro Lorenzo Di Mani. Batte la Commare, primo cambio
anche per il Kamarat. Mustaccia, pallone che arriva al centro, Dolenti sicuro la fa sua, poi ha anche un problema, lascia il pallone lì, ovviamente farà passare anche qualche secondo. Dolenti, 70esimo, al 68 su per giù è cambiato il parziale qui a San Vito con la magnifica punizione di Pane. In questo momento porta avanti i suoi, quando mancano 20 minuti più recupero alla fine, quindi vediamo, ci avviciniamo sui 25 minuti di puro caos qui al comunale di San Vito, perché il Kamarat vuole mantenere questo vantaggio preziosissimo, il San Vito invece deve inseguire, forse neanche tanto meritatamente, per quello che hanno fatto vedere qua. Mascarenhas manda il pallone nelle sterpaglie che fanno una contorno al Monte Monaco, e adesso palla per il San Vito, ancora con Guaiana. Tarantino colpito, palla sempre per il Kamarat che prova a girare, quasi colpito da questo pallone mister Colombo. Ora ha chiuso bene le porte Finelli, è entrato anche lui nella rosa e oggi in particolare in campo per il San Vito. Finelli e Faye assieme a Erasmus, che già era in panchina 2 settimane fa, sono un po' la nuova linfa giovanissima di questa squadra, che però ora è sotto e deve mantenere questo vantaggio. Invece il Kamarat, Osvaldo controlla ancora, Osvaldo, provato il mancino da lontano ma era troppo lontano per impensierire e Sandu. Riparte la sbandierata dei tifosi del Kamarat, che sono davvero al settimo cielo, hanno fatto davvero una bellissima cornice, hanno creato una bellissima cornice assieme ai tifosi del San Vito. Per ora ovviamente il punteggio li divide e sentiamo più quelli del Kamarat adesso, ovviamente galvanizzati dal gol di Pane. Qua occhio perché ha rischiato qualcosa la Comare. Adesso Bulades lascia la battuta alla Comare, appunto. Chieffo sbaglia questo passaggio. Adesso occhio perché c'è il buon Di Marco, appena entrato al posto di Guadalupo si è dirotto subito sulla fascia sinistra per cercare di aiutare i suoi. Anche lui molto offensivo, però magari rispetto a Guadalupo a quella fase di contenimento migliore che può servire in questo momento a mister Cammarata. Per il Kamarat, la squadra di Cammarata che in questo momento è avanti grazie alla rete di Pane, ma ancora tutto da decidere con Bulades. Ancora Guaiana che colpisce in maniera cattiva Di Marco e c'è anche il giallo per Guaiana. Giallo per Simone Guaiana. Pallone per il Kamarat, quindi al 74esimo. Pane lo mette sui piedi di Osavie, ma andrà proprio lui. I due ultimi marcatori in ordine cronologico del Kamarat, perché Osavie aveva trovato la deviazione giusta per battere Valenti e per battere il Licata. E adesso Pane con questa traiettoria fantastica ha fregato Sandu e in questo momento porta avanti i suoi. Lotta forte Romito Bulades, Osavie non rischia e torna da Dolenti, anche lui pressato da un toro come Bulades. Il pallone torna alle parti di Sandu che deve girarlo, lo fa per Touré. Chieffo, Guaiana stoppa, Mustaccia ancora per Bulades. Bulades vede Guaiana, mantiene il pallone in campo il numero 9, ancora Guaiana, aspetta rinforzi, trova Bulades, pallone deviato, la Comare al centro,
incredibile, Tarantino ha avuto l'occasione davvero in area piccola per pareggiare, Dolenti ringrazia e prende questo pallone che la deve scaricare lontano. Ha avuto una grande occasione un'altra volta il San Vito, non è la prima di oggi, ma per ora il cinismo di Pane sta portando avanti i suoi. Mascarenhas ora porta fisico, porta chili a difendere questo pallone, serve questo per ora mister Cammarata, lui che di gol ne ha fatti e che sa fare anche questo lavoro molto bene. Se potesse credo che anche lui potrebbe fare comodo a questo Camarat. Adesso occhio a Touré che chiama in causa Bulades. La magia di Bulades deve essere l'arma in più per questo San Vito nel corso di questi minuti finali di gara. Ha atterrato Guaiana, calcio di punizione, fallo su Guaiana. Batte subito il San Vito, Bulades è in aria, mette al centro la chiusura. Eusabio, se non vado errato, che ha fatto un incredibile intervento difensivo. Aveva battuto subito il San Vito, l'aveva proprio chiamato questo pallone Bulades e così ha fregato lo Sciacca, in particolare Scalia, 14 giorni fa. Touré. Quindi qualche discussione tra le panchine, tutto sedato sembra per il momento. La gara si sta riempiendo di agonismo. Chieffo va lontano, pallone che poteva diventare buono per Bulades, chiuso un'altra volta. 77esimo, arriva Touré, Bulades fermato, ancora Touré a mettere fuori questo pallone con la punta dello scarpino rosa. 78esimo, non si scalda nessuno dalle parti di mister Colombo, mentre c'è ancora un elemento della panchina di mister Camata che sta completando il riscaldamento. Ma ancora una volta per il Camarat che guadagna metri, guadagna secondi. Andrà Cracchiolo, ancora una volta Cracchiolo. Ormai diciamo che con l'accento non sono in forma da questo punto di vista. Non è che arriva lontano, dove c'è Pane, appena prende pallone in quella mattonella già gli vengono i brividi, gli affiorano i ricordi di qualche minuto fa, di quando ha creato davvero la parabola perfetta, che in questo momento comunque sta portando il Camarat avanti, ma ancora manca tanto, siamo al 78, va lontano Valenti ancora, anzi Valenti è quello delicato, quello battuto da Eusabio 2 settimane fa. Settimane che potrebbero diventare da sogno per il Camarat dopo la rivoluzione in panchina, rivoluzione anche negli elementi. Occhio qua perché il signor Cono Butera va dalle parti di mister Colombo quasi ad ammonirlo, è così, c'è il giallo, credo per mister Colombo, non mi sembra fosse indirizzato un elemento della panchina, del tecnico del San Vito. Si deve segnare l'ammonizione del signor Cono Butera, si perderà un po' tutto che fa il gioco del Camarat, che ora va a battere. Corto questo pallone, occhio lì a Osvaldo Cuffaro, mette il pallone al centro, Mascarenhas prova a girarsi, Mascarenhas mantiene il possesso, poi non riesce a girare questa sfera, può andare quindi il San Vito. Guaiana prova a farsi vedere lui, Guaiana colpito, alle spalle non c'è niente, il pallone è anche del Camarat. Ottantesimo in corso, rischia Dolenti su questo pallone che torna ad essere del Camarat, poi riprende palla a Mustaccia, ormai c'è un po' di confusione, non c'è più un vero e proprio gioco, già sono saltati gli schemi e siamo solamente all'80esimo.
Prende palla adesso un'altra volta Osvaldo, scambio con Mascarenhas, si propone Pane, ancora per Osvaldo, largo a destra, la corsa di Osvaldo, mette il cross al centro, chiuso, c'è in agguato Pane, ma dietro arriva questo pallone dopo lo scambio con Chieffo, la prende Sandu che già ha messo in condizione di correre Touré, che si prende un po' di campo, ora torna alla Commare, Chieffo, sinistra per Sadotti, ancora Chieffo, si propone anche Faglie però di ultimo uomo, ma Chieffo va a destra dove potrebbe arrivare Bulades che viene servito dal suo avversario. Bulades aspetta prima di mettere il mancino, lo piazza ora, c'è la sponda e poi Guaiana sotto porta, manda alto. È un'altra occasione per il San Vito, un'altra che si aggiunge in questa giornata comunque complicata. Sotto porta è mancato il cinismo, quello che ha fatto grande il San Vito nel corso delle ultime settimane. 82 sul cronometro di gara. Mascarenhas può girare questa palla per Osvaldo e lo fa. Ancora Osvaldo per Di Marco, arriva col tempo giusto Pane, ancora per Di Marco, cross tagliato, la mette fuori, un'altra volta Faglie. A terra un giocatore del Camarat, il signor Cono Butera fa capire con un cenno, con un gesto abbastanza plateale che recupererà tutto. E a terra mi sembra Di Marco che avrà subito un colpo nell'ultima azione. Siamo nel corso dell'83esimo, mancano con questo minuto, ne mancano 8 alla fine del tempo regolamentare, poi sarà solamente recupero, anche se il recupero mi sa che sarà abbastanza importante, abbastanza corposo. Qua rischia il San Vito con Chieffo, tutto buono, Mascarenhas in aria, Mascarenhas scivola dopo il contrasto con Faglie, si è voluto intestardire lì a sinistra ed è una scelta che non ha pagato in questo caso per Mascarenhas. Touré, Bulades voleva fare il velo ma non è riuscito in quello che voleva essere. Ancora Touré, va adesso, calmo, la Commare, Touré manca di pallone in campo, adesso c'è Tarantino, insiste Tarantino, vuole lo scambio con Bulades, non arriva, ma c'è sempre il 7 ad avere il pallone tra le mani, lo manderà probabilmente in aria dove c'è la Commare, dove c'è Guaiana, dove c'è anche più lontano Mustaccia. Pallone proprio lì nella box, anche se esce bene il Camarat con Osvaldo che attende la corsa di Di Marco, forse attende un po' troppo e poi non dà un pallone buono. Touré, Sadotti dietro per Mustaccia, Chieffo rischia con questo velo ma è efficace perché arriva effettivamente a Touré. Chieffo, vuoi lo scambio Chieffo con Tarantino e preferisce Bulades, va lontano il Camarat che ora si chiude a riccio e non è mai una buona notizia per le squadre che affrontano un Camarat che sblocca la partita e che poi vuole portarla a casa con questo punteggio, con l'1-0, lo stesso che 14 giorni fa ha visto, grazie alla rete di Osavie, portare a casa 3 punti contro il Licata. Con la testa rimette al centro il pallone Sadotti, poi si apre un ping pong, arriva poi su questo pallone Osvaldo, riesce ad andarsene ma c'è Chieffo che va poi dalle parti di Tarantino. Touré, ancora Tarantino, si tengono Touré e il suo avversario. 85esimo, non c'è più tempo da perdere per il San Vito. Sadotti mantiene i palloni in campo, riesce nello straordinario e adesso va la Chieffo.
Cheffo non preciso, Tarantino anche lui deve fare una corsa in più. Va lontano, la riprende la Commare per Bulades, impreciso il passaggio, la chiude Osavie. Bulades guarda già l'area di rigore che si riempie di maglie azzurre, ma anche e soprattutto di maglie bianco-blu. Ancora Touré a cercare Bulades che insiste, Bulades, c'è fallo commesso da Ramito Bulades. Si rialza a fatica Lorenzo Di Marco, continuano le discussioni con Bulades che poi preferisce evitare, sa che potrebbe perdere altro tempo. 86esimo, e allora Dolenti. Aspettiamo la battuta di Dolenti, noi vi ricordiamo ovviamente che settimana prossima siamo sempre qui con l'eccellenza, con la promozione. Il calcio non finisce mai su canali sportivi giovanissimi. Abbiamo anche il calcio 5 che ripartirà sabato con la Serie C1 con il Palermo Futsal Club, raccontato sempre dal nostro Marco Genduso, ma abbiamo ovviamente anche altre importanti esclusive. Guaiana prova a appoggiare, non riesce nell'intento. Adesso occhio perché si apre il Camarat, è messo male il Sambito, pallone ancora, volo per Osvaldo che chiude nella maniera migliore possibile questa ripartenza, questo contropiede, forse mette in ghiaccio la partita. E 0-2 Camarat, ha segnato Facundo Osvaldo. Rumoreggia il pubblico di Sambito, esulta quello di Cammarata. Raddoppio firmato Osvaldo, terza rete in campionato, diventa quindi il secondo miglior marcatore da solo per quanto riguarda la statistica inerente alle gare di campionato. Alle spalle solo Nacho Pierce che già ne ha messe a referto 6. È la terza per il nipote di Daniel Osvaldo che però qua si sta creando il suo nome personale, si sta creando la sua isola felice e ha trovato la rete numero 3 del suo campionato, la numero 2 oggi per il Camarat che dopo la magia di pane aumenta il suo vantaggio. Ancora è tutta da vedere, siamo al 88esimo. L'importante è dire forse, ha messo in ghiaccio la partita. Ghiaccio della montagna, ghiaccio di questi giorni, il ghiaccio che inserisce nelle pene degli avversari. Occhio qua però Sambito, prova ad andare Sambito ancora con il buon, sembra Finelli, subentrato ma un po' impalpabile nel corso della gara. Ancora il giovane numero 15 che avrà sicuramente tempo e spazio per far vedere le sue importanti qualità. Ma intanto Touré, Bulades, non molla un colpo il Sambito. Non è che arriva però senza colpo ferire alle parti di Dolenti che lo fa anche passare e farà passare secondi prima di battere questa rimessa dal fondo. 89esimo, il Camarat si avvicina alla meta, si avvicina a quello che sarebbe un duetto di vittorie tra Licata e Sambito clamoroso, soprattutto in ottica playoff. C'è un cambio per il Sambito, credo che adesso sì sia arrivato il momento di Victor Erasmus, esce la Commare. Si mette davvero in maniera ultra offensiva il Sambito, anche se il tempo passa e mister Colombo, un po' anche amareggiato, prova quantomeno a ribaltare quello che ormai sembra un match che sta prendendo la via di Cammarata, ma mai dire mai. Siamo al 90esimo e ancora tutto può capitare, soprattutto nel recupero. Quelli che sentite rumoreggiare sono i tifosi del Sambito, continuano ad avere un rapporto bellissimo di amicizia con quelli di Cammarata. Questa secondo me, lungi da me dire che oggi
ci sia stato qualcosa di meglio rispetto appunto al bel clima sugli spalti. Certo, la punizione di Pane è molto bella, quindi se la gioca. Siamo al 90°, siamo ormai alla fine praticamente di questa partita, aspettiamo il recupero che verrà segnato a breve dal signor Lacommare. Ora pallone, mi sembrano 3 minuti di recupero al signor Cono, non Lacommare che invece è uscito. Allora Bulades, 3 alla fine, Bulades, Guaiana, la stoppa al limite. Guaiana aspetta Erasmus che non tira subito, cambia il gioco, Tarantino, Cheffo, Tarantino, ancora per Touré, Mustaccia, cambia tutto Mustaccia, va alle parti di Finelli che però perde l'attimo giusto, pallone sempre buono per il Camarat che adesso arriva al 91°, fa l'ultimo cambio della gara con ogni probabilità. Esce Osvaldo, forse per prendersi l'applauso del suo pubblico, e al suo posto entra il numero 16 Antonino Scrudato. Non aveva capito Osvaldo che adesso abbandona il campo seguito da un applauso sia dalle parti dei tifosi del Camarat ma anche da quelli del San Vito, che applaudono ovviamente l'ottima prestazione comunque di Facundo Osvaldo, premiato poi dal gol, dalla scorribanda finale che ha visto la sua firma probabilmente chiudere quella che è una gara che si sta avventando verso la fine, quando siamo al 92° ed i minuti di recupero erano solamente 3 quelli assegnati dal signor Cono Butera. Occhio qua la corsa l'altra volta del Camarat con Mascarenhas che insiste, Mascarenhas prova il sinistro a giro, l'ultimo boato, c'è una deviazione, potrebbe essere l'ultimo boato della gara per Mascarenhas, c'è una deviazione su questo tiro provato dal puntero di mister Cammarata, calcio d'angolo per i montanari che quindi con ogni probabilità vorranno chiudere in avanti, vorranno magari addirittura uscire con un punteggio ancora più tondo dalla gara del Comunale di San Vito ai piedi del Monte Monaco, che sta regalandoci un finale inaspettato anche per quello che era magari l'andazzo soprattutto nei primi 45 minuti, ma il Camarat ha fatto di necessità virtù e con la magia di Pane, con l'astuzia, l'ingegno di Osvaldo, per ora è avanti di 2. Mascarenhas difende, palla adesso per Chiolo e noi vi regaliamo quindi lo scorcio di Ultra sia Camarat sia San Vito che dal primo minuto di questa gara stanno dando il meglio di sé sugli spalti, quindi un applauso anche a loro. Mascarenhas prova a mantenere il pallone, Mascarenhas entra in aria, anche a lui fermato, poi prova a ripartire San Vito, Erasmus cerca in qualche modo di girare il pallone, viene colpito e c'è fallo, forse gli ultimi 30 secondi per il San Vito, va lontano Mustaccia, anche se ormai sembra tutto abbastanza ingenuamente in pano per il San Vito. Quest'anno ancora non aveva perso in casa con 2 reti di scarto. Arriva la prima del genere di ritorno, quella che è una sconfitta sonora più che altro per il punteggio, meritata però per il cuore del Camarat. Forse non meritata la sconfitta da parte del San Vito, ma questo è il calcio, questo è stato San Vito Camarat 0-2, decide la punizione di Pane e il contropiede portato a casa da parte di Osvaldo. San Vito che esce con tante ferite da rimuginare, Camarat invece che continua il suo momento magico dopo la vittoria in esterna contro il Licata. Arriva anche un altro importante pietra miliare sul percorso di mister Cammarata contro il San Vito. Grazie a tutti per averci seguito anche oggi qui dal Comunale ai piedi del Monte Monaco di San Vito Lo Capo. Un saluto da Gabriele Rispetta e da Sportissimi. È tutto, buon anno ovviamente, lo facciamo in ritardo ma auguriamo ovviamente che questo 2026 sia portatore di gioia e di tante cose belle per voi, i nostri spettatori.